era la parte creativa Marco Di dell'Accademia Miglior, Disney. cioè, ma mi stai aprendo delle porte che io avevo chiuso. Che Lui sì. faceva sempre avanti e indietro. Sì, però ci continua a fare avanti e indietro. E lui è rimasto, cioè lui è diventato un... Abbiamo pensato di invitare Mara Damiani a raccontarlo. Combinazione Antonio Lapone, che è un amico da tantissimi anni, che è stato 10 anni in corso, quindi gli abbiamo chiesto ad Antonio, che ha anche qualche piccolo legame con la Sardegna, ce l'ha, di dare devi avere qualcosa. Allora, poi sì, ce l'ho. Poi però, siccome non siamo mai contenti, abbiamo detto tutto questo assieme all'associazione Gramsci dei Sardi. Poi è una giornata complicatissima, voi sapete che hanno evacuato un asilo occupato. Mi viene in mente di cantare una canzone dedicata a una donna. Questa canzone si chiama Donna Ubenza, che sta nel suo lavoro quotidiano da croce, non sia cosa che Dio esista e mi porta via all'inferno con tutte le mie pecore, che sul latte versato sarebbe freddo. Ando llorando pa' dentro que vivir esperando a que me muera. Me doy hasta que agarro mi caja y me empiezo a evaluar. No sé si yo vivo sobre esta tierra, trabajando todo el año en el monte de calidad. No tiene tiempo, ya no da más, para eso no se puede regar. Piedra por piedra el viento va mi corazón, borrando huellas a mi dolor, silencio puro. Artigas, Uruguay, che con Messico stanno facendo il tutto per la rivoluzione venezuelana, soprattutto Simón Bolívar. Tu voz, si nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela que va, señalando un rumbo sin mirar. La historia te espera el que viva razón del pueblo profundo. Simón Bolívar razón, la voz de José Artigas, que también tenía razón. Questa piccola introduzione adesso vi racconterà. Ti devo aiutare, io sono più di anni fuori e a tantissimi altri, compreso un sacco di iniziative. Ringrazio Rocco, ringrazio l'associazione dei Sardi, l'edizione perché va avanti da solo. Anche come era messo. Dobbiamo spegnere le luci? Va bene così. Sono venuta qui per parlare di un libro che ho progettato l'anno scorso ad alcuni dei carnevali sardi. Questo libro in realtà nasce all'interno di un progetto Senza la mia terra. Io sono partita a 17 anni dalla Sardegna, sono nata a Milano e sono stata 22 anni a Milano. Una mostra a cielo aperto
su Costantino Nivola, artista muto. Lui aveva raggiunto già la sua fama con Olivetti e poi dopo ha scoperto il suo talento e l'artisticità. Decise poi di Perché la tornare moglie era ebrea, era perseguitata dalle leggi razziali. nel suo paese e poi tornò comunque in America. E adesso cioè sì, ancora la mostra ce l'ha aperto. I paratori del portale della solitudine di Eugenio Tavolara si trovano a Nuoro, conosciuto nel panorama artistico ovviamente nazionale, in Sardegna poi, perché rispetto agli altri artisti sardi, dell'elemento decorativo proprio come l'elemento principale dell'opera d'arte, e il suo operato è stato quello di intervenire nell'artigianato regionale, rivalorizzandolo, rivalutando il locale. 5 anni fa ho incominciato a fare un po' di ricerca su questi artisti, la tradizionale pittorica, e poi l'esperienza Disney mi ha portato a lavorare prima per l'editoria facendo l'illustrativa. E allora ho detto, però Mara, fai una cosa, metti da parte un attimino le Reinas, tanto quelle le puoi continuare del nostro immaginario collettivo, ma non sapevo che c'erano tanti altri carnevali. Ho incominciato, grazie a Google ovviamente, e quindi sì, Marmoiata, ma abbiamo Orani, Cuglieri, sono tutti Fonni, abbiamo 2 tipi di maschere. A Sestu, che è vicino a Cagliari, non sapevo neanche che ci fosse una maschera. Lo vedi? C'ha un cappello pieno di pelle di pecora, di velli, e poi c'ha queste corna giganti. E qua vi mostro in poche parole quelli che sono gli attori presenti nel libro. Sono 20, a selezionarli perché purtroppo non potevo raccontarli tutti nel libro, in 170 pagine non era possibile. Meno male che a voi i gusti non ci sono, anche Che voi un carnevale falso. Alcuni carnevali sono riuscita a viverli di persona, ma sarebbe stato impossibile fare. Questo carnevale è veramente bello, devo dire. E le Tittadora e però lo devo carasecare in sardo, carasecare o carassegare o prima della Pasqua. Carne da tagliare perché i carnevali hanno un'origine molto antica. Si dice che tanto in passato non fossero neanche animali, venisse dato in offerta alla divinità per le piogge. Il periodo del carnevale era anche un periodo di liberazione, grande fatica, e c'è sempre il rapporto in queste maschere, diciamo quello che si vuole, questo continuo contrasto tra il bene e il male, che comunque fa parte della nostra vita. Con queste grandi cose vedremo quando esce sull'Unione Sacra. Sono 240 pagine, ho fatto grafiche in più perché è un formato quadrato E noi possiamo è la follia pura, non ha regole fondamentalmente, Sì. non ci sono delle maschere. Allora, Orgosolo non l'ho potuto fare perché Come c'erano fanno? tanti carnevali, Come fanno? non lo so, è un amico che fa un po' lo stesso mestiere, poi tra l'altro se non ho capito male avete lavorato, c'è un'altra persona della Dietro l'angolo. Allora vatti vieni qua, vieni qua. È un mini meeting. No, vabbè, ma il libro non l'ha mai visto. Per amicizia. il libro ce l'abbiamo, Antonio. Noi non conosciamo perché a livello di tradizione in Italia siamo delle bestie, non sappiamo nulla. Il carnevale. Semplice. Che sia poi la tradizione di un carnevale o una processione religiosa come per esempio questa, oppure la lavorazione dei pani o dei dolci, i vestiti, che è già puro design, che come ho detto prima può essere reinterpretato un attimo e raccontato, ed è una propria terra, che sia la Sardegna, che sia la Sicilia, che sia la Lombardia, che sia il Piemonte. È lo stesso darlo ai bambini, e i bambini si mettono a colorare un mamutone o un isoladore e quindi hanno un approccio diverso rispetto a... La ragazza algerina che è lì. Ieri è arrivata qua una ragazza che non ti conosce neanche direttamente, ma ti conosce via social. Io sono partita a 17 anni perché avevo voglia di scoprire il mondo. Andare a Milano per me era come andare in America, mi ha dato tantissimo e tu arrivi a un certo punto che parti da lì che sei arrabbiato, sei e ci lavori, uno. E due, sei arrabbiato perché comunque sai che ti stai andando, no? Però sei così giovane che fondamentalmente te ne freghi, no? Però poi passa il tempo, come se ci fosse una calamita, non so come spiegarti. Si chiama sardità. Sardità, è una calamita che tu a un certo punto devi. Sono figlia di 2 genitori che si sono conosciuti in una base dell'aeronautica
vaccini ovviamente, l'unico... Questo mi preoccupa, ci devo avere... Sardi, 25 Si vede anni. che hai qualcosa di Almeno un libro, poi soprattutto il suo. pagante. Esatto. Si fa poca fatica a fare amicizie nella nostra terra perché il senso dell'ospitalità tutti i giorni per 15-20 giorni in qualche paesino del Nuorese già vicino. Si suona e capisco lui quando dice che si sente sardo, lui piace il canonau anche qua. Vado all'ultimo intervento che hai fatto, gli uccellini che non sono proprio in testa, il pajarillo verde che tante volte è messo in gabbia, allora ai tempi della nostra università, lotta contro l'incarceramento dei giovani, in quel tempo lì, una canzone del... Pajarillo verde, vive da tempo, pajarillo verde, vive da identidad. Pajarillo verde que te puede dar un indio, pajarillo que puede dar un indio, pajarillo verde por mucho que tú lo quieras, ay, ay, eso será cuando llueva. Como no quieres que yo pajarillo verde, como no voy a llorar. Ay, 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 si los grillos se me quitan, pajarillo verde nos vuelve a pegar. Ay, 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 ay. Un paio di sollecitazioni e poi le firme. Ma tu hai detto prima le scritte, eccetera, questa di Neoele per esempio. A me mi ricorda Aligi Sasso quando all'inizio, quando noi siamo la comunità più piccola organizzata, la nostra associazione Gramsci esiste da 51 anni, questo è il 51esimo anno. Rocco, prima nell'altra libreria, adesso da qualche anno in festa e per propagandare Sakura. E su questi carnevali è vero, hai fatto veramente una bella opera. Cioè, mi dispiace tanto perché il personaggio ha deciso, insomma, dopo la seconda guerra mondiale aveva visto, è tornato, ha deciso di creare questa maschera, no? Ha incominciato ad allenarsi, ha preparato che in realtà rappresentano anche loro, no? Il rapporto tra l'uomo e gli animali, perché quelle che hanno come abbigliamento questa tunica di lino e poi hanno il fazzoletto rosso. Ma la cosa particolare è che quando loro camminano, sono alte 4 metri, quando loro camminano, questa maschera ma va bene così anche se un carnevale nasce negli anni 50, negli anni 70, non importa. Quello che diceva Lapone, no? Quanto sono diffusi. Da noi sono sempre stati un momento in cui nei paesi, al mio paese, se vogliamo vedere cavalli andiamo il martedì alla Sartiglia, se no si andava a Mamoiano. Da noi avevamo giovedì grasso a Gavone, ma questi di Mamoiano lo facevano il mercoledì, in Quaresima. Vodda, domenica lo dico dal pulpito. E noi ci mascheravamo prima e nessuno... Bravissime maschere, io poi ho chiacchierato ma alcune cose me ne sono perse, sono uomini. Nelle gamba dell'Innas ci sono donne. Ne faccio fare tanti. Antonio. Allora, adesso io mi metto, blocco la porta e non mi faccio uscire